Per gli amanti della musica abbiamo incontrato la cover band degli Europe, gli Europe Project, che ci faranno riscoprire il sound svedese degli anni '80. Siamo qui con Euro Project, abbiamo il leader e la voce del gruppo, Flavio. Flavio, ci vuoi presentare la tua band? Certo, allora abbiamo Gianluca Bianco alla vostra sinistra, chitarrista, poi c'è Matteo Gallo al basso, dietro di Elisa c'è Enrico Testani alla batteria, dietro di me Gianni Latrofa alle tastiere. La band è attiva dal 2004, però questa formazione esiste da 2 anni, quindi abbiamo voluto unire le forze per cercare di ricreare il sound svedese che, diciamo così, si è un pochino perso, no? Negli anni, dai fine anni 90 in poi. Abbiamo questi pezzi famosi, il repertorio famoso dei pezzi hits, diciamo, degli anni 80-90. Riguarda l'album Final Countdown, l'album Out of This World e Prisoners in Paradise. Suoniamo soprattutto fuori regione e fuori Italia. Com'è il feedback con i vostri fans? Guarda, da poco siamo stati in Olanda per un festival molto importante davanti a 5.000 persone, e non solo in Olanda ma anche in Inghilterra, in Svizzera, cioè ovunque andiamo fuori Italia c'è un seguito incredibile per questo tributo. Allora, nel 2006 abbiamo vinto il contest a Treviso, una tribute band, tribute night, scusa, suonando con Jan Ogland, batterista degli Europe, che era special guest. Poi neanche un mese fa abbiamo avuto il piacere di suonare con Chi Marcello, chitarrista appunto ex degli Europe, per tutto il concerto, quindi è stato veramente emozionante e da ripetere senz'altro. Avete anche un sito internet, immagino? Certo, ci mancherebbe. Allora www.europrojectband.com per il sito ufficiale, poi c'è www.myspace.com/europroject e il Facebook, ovviamente, che oggigiorno non manca mai. Possiamo anche sentire dei vostri pezzi su MySpace? Sicuramente abbiamo anche dei video e nel players ci sono alcune song, presto verrà aggiornato con anche pezzi nostri. Things they change, my friends.